Estranova, un'occasione per incontrare tutti i militanti della Val d'Alpone. Abbiamo il piacere questa sera di ospitare il segretario federale Matteo Salvini, il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè, Paolo Paternoster, segretario provinciale e tutti i vertici veronesi. Andiamo ad ascoltare Matteo Salvini e gli altri esponenti veneti. Vista dalla stampa le notizie relative all'inquinamento soprattutto di Fassa e ad altre cose, la Regione Veneto come si sta muovendo in questo momento? La Regione Veneto si è mossa con Duca Zaia e con l'assessore Coletto per fare le analisi naturalmente dell'inquinamento e soprattutto per capire se questo inquinamento sta portando dei danni alle persone coinvolte in questo grave problema che ha coinvolto tutta la zona del Chiampo e dintorni. Siamo con Roberto Turri, sindaco di Ronca. Questa cena della Val d'Apone, organizzata dalla sezione di Val d'Apone, insomma storica cena, dove questa sera ospiterà anche il segretario federale Matteo Salvini. Sì, anche quest'anno era già venuto, mi sa che l'anno scorso penso, non so se sbaglio, comunque evidentemente ci fa molto piacere che ci sia il segretario federale. Cena storica, come dicevi, della Val d'Alpone, quindi tutti quanti i comuni da Monteforte fino a Vestina-Nova. Tra l'altro in coincidenza sempre con San Marco, e quindi un momento particolare per noi leghisti, e credo che anche quest'anno i segretari delle varie sezioni siano riusciti a raccogliere diverse persone, quindi una cena molto partecipata, e quindi credo che anche il nostro segretario e i nostri vertici anche provinciali siano felici insomma di questa festa. Lorenzo, abbiamo visto che in Austria ha vinto il fronte di destra. Sì, è sicuramente una vittoria importante perché fa vedere che quello che abbiamo iniziato, il percorso che abbiamo iniziato circa un anno fa, è il percorso giusto. Pian piano i popoli europei si stanno svegliando, segno che l'immigrazione è un problema che preoccupa tutta l'Europa e soprattutto è segno che i popoli europei vogliono tentare di riformare questa Unione Europea che fino a questo momento sta distruggendo purtroppo tutti i popoli europei. Pertanto la linea è giusta, bisogna andare avanti e pian piano tutti i popoli si sveglieranno e avremo una nuova Europa. In Francia Marine Le Pen sta andando sempre più forte nei sondaggi. Sì, stanno sempre più forte e l'anno prossimo ci aspettiamo un notevole risultato alle presidenziali francesi, tenendo d'occhio per quest'anno il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e soprattutto le elezioni americane, dove noi ovviamente speriamo possa vincere il fronte repubblicano con Trump. Però poi speriamo che sia la volta buona in Italia. Immagino che se tutti questi risultati dovessero andare in un certo modo, poi anche in Italia ci sarebbe un cambio di governo e probabilmente noi potremmo essere la forza di riferimento per tutto il resto d'Europa. Siamo col sindaco Ellen Cavazza, sindaco di San Giovanni d'Arione. Quest'anno è anno di amministrative per i prossimi comuni che vanno al voto, però nel suo comune che non va al voto quest'anno, cosa possiamo dire ai nostri cittadini di aver portato a casa per San Giovanni d'Arione? Quest'anno è stato un anno importante soprattutto a livello della sanità, perché a San Giovanni d'Arione siamo il primo comune che è riuscito a portare a casa il prelievo del sangue ai 65 anni esenti ticket anche per anomalie o patologie, quindi migliorare la qualità della vita del proprio cittadino io penso che oggi è una cosa fondamentale e noi sindaci dobbiamo garantire proprio questo nuovo servizio. Assessore Coletto, abbiamo parlato prima con il segretario D'Arè del problema dell'inquinamento, dei problemi Fassa. Lei che è il delegato anche a queste cose, essendo l'assessore alla sanità, ci può dire qualcosa in più su questo annoso problema? Io posso dire che da quando è venuto alla luce questo tipo di inquinamento l'abbiamo riscontrato nelle falde dell'acqua potabile, cioè negli acquedotti pubblici. Dal giugno 2013 all'agosto 2013 l'abbiamo messo in sicurezza. Quindi dall'agosto 2013 l'acqua del rubinetto, quella dell'acquedotto pubblico, è perfettamente potabile, non c'è nessun problema. Stiamo effettuando un biomonitoraggio attraverso i prelievi di sangue nelle zone fortemente inquinate, quindi nel Vicentino, e prossimamente allargheremo questo biomonitoraggio anche ai paesi limitrofi. La situazione sanitaria è sotto controllo, ci assiste in questo ambito l'Istituto Superiore di Sanità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità
e per quanto riguarda i tumori non sono state rilevate incrementi tra le zone inquinate e le zone non inquinate, quindi si può dire, usando il buon senso, che per ora è assolutamente sotto controllo. Allargheremo i monitoraggi sanitari, i cittadini investiti da questi monitoraggi non pagheranno i ticket, lo coprirà la Regione piuttosto che il Governo, e ora passeremo alla seconda fase, cioè il controllo degli alimentari, della zootecnia e anche evidentemente degli orti e dei prodotti di campagna. Segretario, l'Austria è stata la prima nazione dove il leader di centrodestra ha ottenuto un successo strabiliante. Sì, a dimostrazione del fatto che le idee chiare, il coraggio, l'onestà e la richiesta di normalità e tranquillità pagano, alla faccia di quelli che dicono no, bisogna essere moderati, far finta di accogliere, no. I confini ci sono perché vanno rispettati, se l'Europa è quella che ci impone delle regole assurde si può ridiscutere l'Europa, non vogliamo morire di Islam e di estremismo, quindi non solo l'Austria ma la Francia, l'Ungheria, la Svizzera, la Danimarca, la Gran Bretagna stessa, tutti stanno chiedendo regole, rispetto e pulizia e quindi sono orgoglioso che la Lega prima di altri in Italia abbia visto qual era la via finale a livello europeo. Con Marine Le Pen la strategia politica a livello europeo sembra andare benissimo, speriamo che sia anche in Italia porti una svolta. Se ci fanno votare, perché il problema è che gli altri votano, in Austria votano, in Francia votano, in Svizzera fanno referendum ogni quarto d'ora, in Gran Bretagna faranno addirittura il 23 giugno un referendum per stare in Europa o uscire dall'Europa, in Italia ci fanno votare poco e male, io spero che Renzi cada il prima possibile perché i veronesi e gli italiani meritano di meglio. Bene, torniamo un attimo a Verona. Questa sera qui a Vestananova una festa, una cena bellissima dove ci sono tanti militanti, simpatizzanti, amici e speriamo sia di buon auspicio per le prossime amministrative dove la Lega si presenta sempre in tutti i comuni con il proprio simbolo. Noi non ci vergogniamo, anzi non ci camuffiamo dentro liste civiche, inciuci destra, sinistra. Eravamo qui l'anno scorso in un momento ben più difficile dove c'era gente che usciva, che andava, che minacciava, parlamentari che mollavano la Lega ma non la Cadrega, ci siamo quest'anno, Zaia ha stravinto, la Lega ha stravinto, il Veneto è ben governato, quindi contiamo di dare il nostro contributo alla provincia di Verona perché sia ancora meglio amministrata in tanti comuni. A Legnago quando vieni a trovarci? Presto, ormai sono venuto più spesso a Legnago che non a Milano, però torno presto. Grazie a tutti, ringrazio le sezioni della Val d'Alpone per aver organizzato questa serata. Saluto tutti i nostri ospiti, i sindaci Cerro, abbiamo la Ellen, San Giovanni, Roberto, mi dimentico qualcuno sicuramente sì come al solito, il nostro consigliere regionale.
Grazie a tutti, non farò il discorso di un'ora e mezza perché sono stanco morto e molti di voi lo sono uguale. Non aggiungo altro a quello che ho già sentito prima da chi ha parlato prima di me, quindi sull'immigrazione penso che tutti abbiano le idee chiare. Voglio ringraziarvi per il fatto di essere qua, a partire dai segretari di sezione, dai segretari di circoscrizione, dagli amministratori locali, dai membri dei direttivi, perché l'anno scorso di questi tempi c'era un clima un po' diverso. Abbiamo fatto scelte difficili, però ho deciso che la pazienza alla fine ha un limite e prima di tutto veniva il Veneto, prima di tutto veniva la Liga Veneta, prima di tutto veniva Luca Zaia. Chi ha mollato la Lega ma non ha mollato la Cadrega ha perso qualcosa e quindi peggio per loro. Non penso che nessuno li rimpianga e quindi mi spiace per chi ha usato il leone di San Marco per tanti anni e adesso si è ridotto a fare lo scendiletto di Renzi e della Boschi, è una misera fine. La dignità non è in vendita e non ha prezzo, quindi chiedo solo al movimento di riconquistare il sindaco di Verona, perché Verona merita una guida leghista e merita un po' di pulizia, un po' di ordine, un po' di serietà. In bocca al lupo ai candidati sindaci in questa tornata. Conto su di voi anche perché è un voto politico. Renzi traballa, ormai fra inchieste, ministri dimissionari, intercettazioni, arresti, scandali, conflitti di interesse, questi ne stanno combinando più di Bertoldo. Sapete da cosa si capisce che si andrà a votare abbastanza presto? Dal fatto che il fenomeno ha ritirato fuori gli 80 euro, perché quando non sa cosa fare o cosa dire si alza e dice: oggi a chi regalo 80 euro? Oggi vado in Val d'Alpone e regalo 80 euro a qualcuno, peccato che poi te ne freghi 150 con l'altra mano. Quindi si andrà a votare abbastanza velocemente. Il nostro impegno è di essere onesti, trasparenti e di non fare troppe promesse, promettere poche cose e portarle fino in fondo, da persone testarde quali siamo. Primo, via la legge Fornero, che è una legge infame che sta rovinando milioni di italiani, soprattutto i giovani. Secondo se non riusciremo a fargliela cancellare oggi stando all'opposizione, le abbiamo provate tutte, abbiamo raccolto 500.000 firme, abbiamo occupato il ministero, abbiamo fatto ordini del giorno, mozioni, sfilate, sono andato perfino a fare un comizio il 1° aprile nel paese della Fornero, che ha detto che cattivo Salvini, mi minaccia. Ma sai a me cosa me ne frega la Fornero? Io dico lunga vita alla Fornero, ma brevissima vita alla sua legge che sta rovinando milioni di persone. Quindi, però, e questo è un impegno che porteremo fino in fondo. 2, a proposito di lavoro che è l'emergenza, se fossimo al posto di Renzi io domani mattina cancellerei un altro strumento di tortura fiscale ormai senza senso, come gli studi di settore che stanno massacrando interi settori produttivi senza un minimo di logica. 3, a proposito di sicurezza, questa settimana, e lo dico ai candidati sindaci, quando ci saranno quelli del PD che andranno nei vostri comuni da Isola della Scala a tutti gli altri dicendo io sono per la sicurezza, alzate il dito e dite: scusa, ma tu del PD dici che sei per la sicurezza, ma allora perché questa settimana? Allora perché giovedì di questa settimana per l'ennesima volta il PD ha rinviato l'approvazione in Parlamento di una legge della Lega semplice di una riga, una che riguarda la sicurezza nostra, di tutti, può riguardare tutti. La proposta della Lega è fin banale nel suo buon senso: cancellare l'articolo 52 del codice penale, ovvero sia cancellare un reato che secondo me non dovrebbe esistere, il reato di eccesso di legittima difesa. Non esiste l'eccesso di legittima difesa, la legittima difesa è sempre legittima difesa, perché se uno ti entra in casa stanotte alle 3 mascherato, non è che sei tu che devi aspettare che questo ti spari per decidere se puoi reagire. A proposito, se ci sono dei cacciatori, tenete ben curate le vostre armi, perché non si sa mai chi ci entra in casa di notte e quindi meglio essere pronti. Siamo pacifici
ma non pirla, e quindi la differenza è questa. Scelte normali, lo diceva qualcuno prima di me, l'8 maggio, per rendervi conto dell'assurdo che stiamo vivendo, l'8 maggio saremo presenti con i gazebo della Lega ovunque, anche in Veneto, anche in provincia di Verona, anche in provincia di Treviso, per ricordare una cosa che non dovremmo ricordare, ma in questo momento storico la Lega è la forza che ricorda siamo in un paese che vorremmo normale, dove si fanno cose normali, non eccezionali. Quindi perché saremo nei gazebo, saremo nelle piazze domenica 8 maggio e regaleremo peraltro anche 3.000 magliette rosa? Perché domenica 8 maggio è la festa della mamma, non dell'utero in affitto del genitore 1, del genitore 2, del genitore 3, del genitore 33. E quindi noi regaleremo 3.000 magliette che ho scritto viva la mamma, non sono un utero in affitto, perché ormai sembra quasi normale, guardando la televisione, che uno come Vendola vada in Thailandia a comprare un ovulo, poi vada negli Stati Uniti a affittare un utero e torni in Italia dicendo sono papà. Non è esattamente così. Quindi un conto è il rispetto per le scelte di vita di qualunque essere umano, che deve essere libero di fare quello che vuole, con chi vuole, dove vuole, quando vuole. Un conto è far finta che i figli spuntino come i funghetti la sera sotto il castagno e non abbiano bisogno della mamma e del papà, perché se dimentichiamo il nostro modo di essere, i nostri valori, non andiamo da nessuna parte. Da qua altre proposte della Lega di semplice buonsenso: perché in Italia facciamo la metà dei figli rispetto a quelli che si fanno in Francia, e nello stesso Veneto si fanno... Quanti figli facevano i vostri papà e i vostri nonni? Oggi chi qua dentro ha più di 2 figli? Alzi la mano chi ha più di 2 figli. E la Madonna, cos'è, l'aria di montagna che fa bene, complimenti. Va bene, diciamo che in città noi siamo un po' più indietro. Scherzi a parte, il numero medio e la demografia purtroppo è una scienza esatta, e se non facciamo qualcosa è la scienza che ci condanna a scomparire. In Italia ogni donna ha 1,4 figli, quindi ogni donna ha un figlio e mezzo, e quindi il mezzo se lo divide col vicino di casa, però 1,5. Calcolate che in paesi come la Nigeria l'1,5 diventa 7. E quindi se non facciamo qualcosa, fra 30 anni, se noi andiamo avanti con l'1,5 e qualcun altro va avanti col 7, non occorre uno scienziato della politica per intuire che noi abbiamo finito. Ma perché in Francia, ad esempio, senza andare in Nigeria, fanno quasi il doppio dei figli che facciamo noi? Perché lo Stato è più serio, e ad esempio in Francia, ed è una legge che noi abbiamo presentato in Parlamento e Renzi se ne strafotte da 2 anni, in Francia, e noi lo vorremmo anche in Italia e lo vorremo quando saremo al governo, l'asilo nido è gratis per tutti i bimbi fino a 2 anni, e con l'asilo nido gratis probabilmente qualche mamma e papà in più lo porti a casa, e costerebbe poco più di 1 miliardo di euro, non costerebbe sfracelli, calcolando che l'immigrazione ce ne costa 4, basterebbe togliere 1/4 di quello che spendiamo quest'anno per i clandestini e tu avresti qualche culla piena in più, perché un popolo che non fa figli è un popolo destinato a spegnersi e a morire. Quindi pochi impegni che ci prendiamo, ma quei pochi impegni ce li prendiamo fino in fondo, visto che siamo in montagna, che è una terra dimenticata sempre da tutto e da tutti. A me piacerebbe che nel prossimo governo guida Lega ci fosse anche qualcuno che si occupasse di montagna, ma qualcuno che capisce qualcosa di montagna, non qualche ambientalista di città che dice non toccare l'alberello, non toccare il torrentello, non pulire il fiumiciattolo, e poi l'acqua si arrabbia e ti viene in testa, poi il bosco si arrabbia e ti viene in testa. E quindi io lascerei che gli ambientalisti di sinistra si occupassero di andare in giro in bicicletta dove vogliono andare in giro in bicicletta, e fosse la gente di montagna a occuparsi dei territori di montagna. Questi hanno aumentato il prezzo del gasolio da riscaldamento in montagna, hanno raddoppiato l'IVA sul pellet da riscaldamento, la chiusura delle scuole, la chiusura degli ospedali. Io ringrazio la Regione Veneto perché con le unghie e con i denti cerca di resistere, perché la vita in montagna non va penalizzata ma va aiutata, perché sennò poi c'è qualche fenomeno di sinistra, come è capitato in Calabria, non so se l'avete visto, nel comune di Riace,
in Calabria e gli hanno dato pure un premio internazionale, perché cosa ha fatto questo genio del sindaco? Siccome il paese si era spopolato, perché i ragazzi ovviamente se non lavorano non è che stanno sull'Appennino, sulle Alpi, ha detto ci penso io a ripopolarlo e l'ha riempito di immigrati. Voi capite bene che questa è una sostituzione etnica. Domani c'è il 25 aprile, per voi è San Marco, ma domani sarà pieno di fenomeni che tolgono la bandiera rossa dal comodino, tolgono un po' di polvere e vanno in piazza dicendo libertà, libertà. E io penso che molti nonni di quei fenomeni che domani saranno in piazza a gridare libertà, libertà, via i fascisti, via i leghisti, se fossero su questa terra oggi, li prenderebbero per le orecchie, perché in molti hanno dato la vita anni fa per liberare le loro città dall'occupante straniero e i loro nipoti buonisti stanno svendendo le loro città a un nuovo occupante straniero. E quindi io penso che molti di quelli che hanno combattuto anni fa non sarebbero contenti di come è stato usato il loro sacrificio oggi, però l'ipocrisia italiana la conosciamo e quindi meglio dire viva San Marco, anche perché guardando le terre emiliane dove hanno combattuto quei personaggi lì, ne hanno fatte di stragi anche alla fine della guerra, e quindi vabbè, però diciamo che quando torneremo a governare magari anche la storia tornerà a essere equilibrata, anche i libri di scuola torneranno a essere equilibrati, e quindi come è giusto che i nostri ragazzi studino i crimini commessi dal fascismo e dal nazismo, però sarebbe anche giusto che i nostri figli sapessero che nelle foibe sono morte migliaia e migliaia di persone per mano dei comunisti, che evidentemente avevano un senso della libertà molto molto particolare. Quindi vi ringrazio, vi saluto, vi chiedo di tener duro. Adesso probabilmente dà soddisfazione andare in giro per il paese, perché io sono convinto che in questo periodo voi troviate al bar o in ufficio, o in azienda o in parrocchia tanta gente che adesso dice viva la Lega, viva la Lega, gente che magari 3 o 4 anni fa vi guardava un po' di striscio dicendo ah, vate lì il leghista. E quindi l'importante è che voi abbiate tenuto duro nei momenti difficili, quindi grazie a chi ha tenuto duro nei momenti difficili, soprattutto in una provincia come quella di Verona, e uno per tutti grazie a Paolo Paternoster in rappresentanza di tutti i militanti, che non ha mai avuto un quarto d'ora di dubbio su quale fosse. Che cazzo state facendo? Sono stanco come un muro, è il 7° incontro pubblico che faccio oggi e c'è gente che va in giro con le bandiere, con le macchine fotografiche. Poi sono pure milanista e non vinciamo più una partita neanche a morire. E domani c'è lo scontro salvezza Verona-Milan, è un momento difficile, abbiate pietà, capitemi, comprendetemi. E quindi vi dicevo grazie. L'anno prossimo mi hanno tirato un tranello, perché io stamattina ho cominciato col primo incontro elettorale a Milano, una festa di quartiere alle 10. Anzi, prima la scuola politica dei giovani alle 10, poi un incontro, una festa di quartiere a mezzogiorno, un altro incontro alla festa di quartiere alle 15, un altro alle 17, alle 19 sono stato alla festa della Lega Nord della provincia di Bergamo a intitolare la sezione a un ragazzo che non c'è più, che è morto l'anno scorso, con i genitori che sono venuti a ritirare la targa, e poi qualcuno mi ha fregato dicendo ma tanto se sei a Bergamo vieni che Verona è vicina. Ho detto ma è vicino all'uscita autostradale? Sì, non avevo chiesto quale uscita autostradale, nel senso che maledetti, io e viaggiavo, vedevo Brescia, vedevo su qua Campagna, vai avanti, navigatore soave, dico siamo arrivati 30 km, amore, cazzo, 30 km ancora, non arrivavo, stavo svettando, stavo pensando di andare in Austria a festeggiare la vittoria degli austriaci che vogliono controllare il confine. Poi mi sono fermato un attimo prima perché non sapevo più dove arrivare, però lo faccio di cuore perché per me prima che un dovere è un piacere, perché essere il segretario della Lega, se fatto bene è pesante, però è la cosa più bella che possa capitare nella vita di qualcuno. Quindi io vi ringrazio di cuore per l'energia che mi trasmettete, che vedo di portarmi dietro
dappertutto, e questo ci tengo a dirlo, in una terra orgogliosa e identitaria come il Veneto, come la mia Lombardia, non è la Lega che è cambiata, è il mondo che è cambiato. E siccome quando il mondo cambia, se uno è attento, si accorge e va avanti e cresce, evolve. Io questa settimana, prima di essere a Verona, Bergamo, ieri a Varese, a Novara, sono stato anche in città dove io mai, avendo fatto la tessera della Lega Lombarda nel 90, avrei pensato di andare. Questa settimana ho fatto comizi con piazze piene a Latina, a Terracina. Giovedì ho inaugurato la sezione della Lega Nord a Terni, nel cuore dell'Umbria rossa, e c'erano centinaia di persone, ma non perché la Lega non è più autonomista, federalista, sostenitrice del diritto all'autogoverno del Veneto, ma perché semplicemente io mi rendo conto che ci sono tante persone di buona volontà che vogliono governare casa loro, non solo in Veneto, non solo nella mia Milano, ma anche in Sicilia, ma anche in Puglia, ma anche in Calabria, ma anche nel Lazio. E se noi, nel nome del rispetto delle identità, delle diversità dell'Italia, dei profumi, delle economie, delle lingue, delle culture, mettiamo insieme tutta questa gente per bene che troviamo, siamo maggioranza. Andiamo a Bruxelles, ci riprendiamo le chiavi di casa nostra, la moneta, i confini, l'agricoltura, stanno ammazzando l'agricoltura, sta facendo arrivare il riso dalla Cambogia, le arance dal Marocco, l'olio dalla Tunisia, il latte in polvere dall'India. Ma se lo mangiasse Renzi e lo desse ai suoi figli il latte in polvere dell'India e l'olio della Tunisia e il vino senza uva. Quindi prima io mi sbatto come un matto da nord a sud per recuperare le chiavi di casa nostra, e poi io continuo a rimanere un convinto sostenitore, come diceva Gianfranco Miglio, genio per molti versi, che l'Italia sta insieme se valorizza le sue diversità, perché una legge che va bene a San Giovanni d'Arione non può andare bene alla Mezzia Terme, quello che va bene a Savona non può andare bene a Catania, ma perché ci sono culture diverse, economie diverse, storie diverse. Però vi assicuro che sono soddisfazione, perché riempire una piazza con 1000 persone a Latina significa che la gente, non esageriamo, però tu porta le 1000 persone a Latina, tu inaugura la sezione a Terni nel cuore dell'Umbria rossa. Io ho fatto un comizio sempre in questa settimana a Grosseto, nel cuore della Toscana, e sapete cosa vi dico? Che a Grosseto vince la Lega con il centrodestra, che i compagni vanno a casa anche a Grosseto, e se iniziamo a vincere a casa loro è finita per loro, è finita. Quindi voi tenete duro qua, il presidio del territorio veronese e veneto lo lascio a voi. Io mi faccio il mazzo girando dappertutto, conto di avere le spalle coperte da questa parte, e poi vi assicuro che avremo delle belle sorprese. Se voi non mollate, io non mollo. Grazie, viva la Liga Veneta, viva la provincia di Verona e viva San Marco, e grazie a tutti. E adesso vado a Milano e ci metto 4 ore. Segretario Paternoster, la tradizionale cena da Zoccante qui a Val d'Alpone, un'occasione per incontrare amici, sostenitori, militanti in occasione delle prossime amministrative dove la Lega Nord presenterà il proprio simbolo. Sì, perché ci sono delle importanti scadenze elettorali. 5 di giugno Verona avrà 24 comuni che va al voto, e quindi una scadenza importante, un appuntamento importante, perché le comunali sul nostro territorio sono sempre molto sentite. La Lega si sta preparando, la Val d'Alpone è il cuore della Lega, perché comunque è il posto dove storicamente la Lega ha preso sempre più voti, e quindi da questo punto di vista siamo pronti. E dopo abbiamo avuto questa sera ospiti speciali come il nostro segretario nazionale Tony Re, Lorenzo Fontana, il vice segretario federale, e soprattutto Matteo Salvini, che è il nostro grande capitano.